Sirene spiegate dei mezzi di soccorso e applausi da parte dei pompieri schierati davanti agli ingressi principali degli ospedali e strutture sanitarie della città metropolitana di Venezia. Questo il segnale di ringraziamento che il Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia ha voluto attribuire a tutto il personale sanitario impegnato nella lotta al virus. La scena si è così ripetuta all'ospedale Arcangelo di Mestre, al Civile dei Santi Giovanni e Paolo di Venezia, passando per Villa Salus, ospedale di Dolo, ospedale di Milano e distretto del Lido. Il grazie in questo momento difficile anche di volontari e associazioni, sintetizzato dal referente dell'AISM Salvatore Cocco, lui stesso sempre impegnato in prima linea per aiutare gli altri. Il mio grazie è a 360 gradi. Va innanzitutto al mondo sanitario, ai medici, agli infermieri, agli OS, agli autisti, a chi fa le pulizie, alla security, a chi lavora nelle farmacie. Avendo avuto Graziella, che è stata mia sorella e che vedete alle mie spalle nel quadro di Don Giampaolo Girardello, medico, scomparsa prematuramente e che ha donato tutti gli organi, salvando vite. Un abbraccio collettivo. A voi tutti sanitari dico grazie. Grazie a quanti non possono stare a casa. Forze dell'ordine, pompieri, vigili, polizia, carabinieri, finanzieri. Gli amici che lavorano nei supermercati. Gli amici della protezione civile per i molti servizi che stanno facendo. Ne abbraccio due per tutti. Nicola Ligi e Francesco D'Este, responsabile di Venezia Mestre e responsabile del Lido. Gli amici che lavorano nel mondo dei trasporti e dei trasporti pubblici.